Buongiorno, buona giornata, benvenuti a tutti, buon compleanno all'Ater e a tutti i dipendenti che, come è stato ricordato, in queste settimane hanno lavorato per creare questo evento. I convenevoli saluti sono già stati fatti dagli amministratori che mi hanno preceduto e io direi di entrare subito nel vivo degli interventi con gli esperti che sono stati introdotti e che adesso con me parleranno un po' di diversi temi. Una parola è stata ricordata in particolare dal Presidente e anche dall'assessore Manzan, è il tema della persona, cioè la casa e la persona. I temi evidentemente che ruotano attorno appunto alla figura poi delle famiglie, dei nuclei che vanno ad abitare e soprattutto in modo particolare, parlando di questo contesto, nei quartieri residenziali, nelle palazzine, negli alloggi gestiti dall'azienda Ater appunto. E allora cominciamo subito con il professor Andrea Steid che è qui con me. Buongiorno, benvenuto a Udine. Buongiorno a tutti. Dico benvenuto a Udine perché il professor Steid insegna a Milano e a Varese ed è un antropologo, quindi chi come lui, per cominciare a parlare di persona e del tema della casa appunto legato alle famiglie, in generale all'uomo. La prima domanda che le faccio è proprio questa, cioè qual è il significato per un antropologo della casa, un antropologo che studia evidentemente i contesti, laddove poi si sviluppano, no? I diversi nuclei nel corso della storia. Ecco, ci può introdurre già in questo tema? Sì, diciamo che prima ascoltavo le parole di chi mi ha preceduto e ho proprio pensato, questa è la casa per l'antropologia, cioè molto spesso io vengo chiamato a parlare a convegni di architetti, ingegneri urbani e la differenza fra il mio approccio molto spesso e quello di una certa architettura è che per noi la casa è soprattutto una ragnatela di significati culturali, che significa la relazione fra le persone che vivono lo spazio dentro e fuori la casa. La casa per un antropologo non può essere solamente le travi, il legno, il cemento che viene utilizzato, ma la casa sono proprio le relazioni e, per essere più precisi, come il soggetto, individuo, si iscrive nella relazione comunitaria. Quando un'architettura funziona, è un'architettura che ha capito l'importanza della partecipazione delle persone che vivono i luoghi e quindi le case. Quindi la casa, in senso antropologico, appunto, è quel luogo dove risiedono i desideri, dove si costruiscono gli immaginari. Potremmo dire che le case parlano di noi. A seconda delle case che abitiamo, a seconda delle case che costruiamo, abbiamo un'immagine di mondo. E credo che a volte abbiamo sbagliato, a volte abbiamo fatto bene. Credo che ragionare da un punto di vista di edilizia popolare, di edilizia demaniale e quindi di quello che può essere proprio la casa per molte delle persone che spesso non hanno abbastanza reddito per pensare una casa che sia efficiente, che sia integrata all'interno della relazione comunitaria, sia qualcosa di molto importante. E quindi è fondamentale, e lo faranno dei tecnici, non di certo io, ragionare su il materiale, sulla costruzione, ma se la costruzione è un'astronave che piomba in un quartiere non funziona. E ci sono dati etnografici, insomma, dell'ultimo secolo che ci raccontano di come molto spesso abbiamo costruito anche case che potevano sembrare dei progetti a livello di design e di estetica meravigliosi, ma che non hanno funzionato da un punto di vista di corpus sociale e quindi di creazione identitaria. La casa è identità. Ecco, la casa è identità. Allora questo mi provoca una domanda, no? Perché poi per ognuno di noi la propria casa è come dire il proprio nido. La domanda dove vivi, cosa significa per una persona? Molto spesso quando chiediamo a qualcuno dove vive non è soltanto appunto dove risiede, ma è proprio che cosa caratterizza la sua esistenza quotidiana. Per questo è così importante ragionare su una casa che sia
una casa pensata per le persone, che voglio dire, qui proprio di questo stiamo parlando, no? E quindi quando chiediamo a qualcuno dove vivi significa fargli una domanda molto più profonda di quello che pensiamo, non è soltanto una via. Quest'anno proprio al Festival della Letteratura di Mantova ho avuto la fortuna di fare una conferenza con Deirdre Musk, che è una giornalista afroamericana del New York Times, dove si ragionava sull'importanza che caratterizza la costruzione simbolica della casa e quindi come quella casa può cambiare le persone. Cosa sto dicendo? Sto dicendo che se io nasco in un condominio con poche finestre, senza spazi di condivisione, senza verde, senza la possibilità di avere una buona mobilità che mi fa spostare nella città, probabilmente si creeranno contrasti sociali e problematiche molto più profonde se invece quel complesso, quello stabile, ha luoghi di condivisione, spazi di attraversamento, facilità nella mobilità che collega la città. Perché appunto, come dicevamo prima, le case parlano di quello che possiamo essere. Per questo è così importante, dopo 100 anni, ragionare su dove si vuole andare. E un'altra cosa che scrivo anche, il mio nuovo libro si chiama La casa vivente, che uno potrebbe dire che cosa significa? La casa come un organismo, la casa come un tutto integrato, la casa che nasce, cresce e potrebbe anche morire. E quindi bisogna fare i conti con gli anni che passano e capire come sistemare le case che si possono ammalare. Però si dice, no? La casa vive, la casa vive con la famiglia, con chi ci abita. Assolutamente, la casa vive con chi ci abita e anche con i materiali con i quali è costruita, perché ovviamente anche i materiali devono essere al passo coi tempi. So, perché poi anche informalmente ho parlato con qualcuno che fa parte di Ater, che per fortuna si ragiona su una riqualificazione degli stabili e quindi sul fatto che sia molto importante pensare delle case che siano ecologiche, che abbattano i consumi e che siano quindi adeguate a quello che è la sfida del nostro presente e futuro, cioè la sfida che è quella di cercare di abbassare il nostro impatto sull'ecosistema. Non è che lo devo dire io, lo dicono in tantissimi, che stiamo vivendo nell'epoca dell'antropocene, che è un'epoca geologica in cui il nostro modo di abitare degli ultimi 100 anni ha distrutto la possibilità per Homo sapiens di continuare a vivere. E quindi cambiare le case, ripensarle in senso ecologico e sociale è la nostra grande possibilità, non soltanto per vivere meglio, ma per vivere. E ci sono tante dinamiche che secondo me possono costruire la casa del futuro, dinamiche sociali e dinamiche anche costruttive. Ci fa qualche esempio? Sì, io in realtà ho avuto la fortuna in questi 10 anni di fare ricerca non soltanto in Italia ma in giro per il mondo fino al periodo Covid e ho vissuto anche tante case indigene. E diciamo che la relazione, la dimensione dell'alterità culturale mi ha dato la possibilità di riflettere su un'altra cosa importante che non vi ho ancora detto, che per un antropologo la casa è proprio un costrutto fisico e culturale, quindi la casa è strettamente legata al suo contesto di produzione culturale. Quello che noi pensiamo che sia giusto per noi non è detto che sia giusto per tutti, va iscritto proprio nel territorio e quindi ci possono essere tante cose che ci fanno vivere meglio. Quando parlavo prima di queste due parole, ecologia e sociale, perché sono così importanti per me? Perché soltanto uno sguardo al materiale ecologico non produrrà quello che poi è un'ecologia sociale, quindi uno star bene delle persone. E per esempio io credo che in condomini, soprattutto in questo caso stiamo parlando di Ater Udine, quindi di Ater Udine, un'idea interessante per le case ecologiche del futuro potrebbe essere pensare agli spazi di condivisione. Per esempio una cosa che si sta facendo in vari alloggi in giro per l'Italia e ovviamente nel nord Europa sono già 20 anni che stanno facendo questa cosa, sono le biblioteche degli oggetti per esempio. Le biblioteche degli oggetti, che uno potrebbe dire che cosa c'entrano con un'architettura ecologica, sono fondamentali perché vanno a contrastare una delle malattie della nostra società, che è l'obsolescenza programmatica. La biblioteca degli oggetti significa che in un quartiere dove c'è basso reddito si hanno, come si fa per i libri, degli oggetti che diventano di condivisione ma che sono di estrema qualità. Vado più sul semplice così mi spiego meglio. Siamo 300 abitanti in un quartiere. Invece che avere 300 abitatori di bassa qualità, prodotti lontano da Udine, possiamo comprarne 15 che costano tantissimo e che potremo aggiustare per i prossimi 50 anni e che sono prodotti da una ditta locale. Lo stesso vale per tanti altri esempi, adesso ho detto l'abitatore, può essere un trapano, può essere qualsiasi altra cosa. Ma perché è così importante
questa biblioteca degli oggetti, non soltanto perché avrai un abitatore di estrema qualità e che ha lavorato sul territorio, come anche proprio sostegno economico di varie catene, ma in realtà crea anche comunità, perché ci si ritorna a pensare sul fatto che quel commons, quel bene comune, è qualcosa che appartiene a tutti e quindi bisogna preservarlo ancora di più di quella che è la proprietà individuale. Altri esempi possono essere le biblioteche del tempo, le banche del tempo, che negli anni 90 già si stava lavorando tanto, soprattutto nei quartieri a basso reddito, che sono proprio quei luoghi dove si scambiano saperi pratici e intellettuali. Per fare anche un esempio tecnico, e poi finisco, ci sarebbero 1000 gli esempi possibili, però una cosa su cui lavorare e pensare, e purtroppo si sta facendo poco in Italia, è quello proprio del riciclo delle acque reflue. Perché voi direte, vabbè, ma è una piccola cosa. Noi viviamo in un mondo dove la maggior parte delle donne e degli uomini non hanno acqua potabile. Tutti noi in questa sala scarichiamo i nostri rifiuti organici con l'acqua potabile. È una cosa senza senso. Basterebbe fare degli impianti che vanno a riciclare le acque reflue. Questa è una piccola cosa, ma è molto ecologica e molto sociale, perché pensa anche a chi non ha quella possibilità di accedere all'acqua potabile. Detto questo, poi parleremo con architetti, ingegneri, eccetera, ma un antropologo come immagina la casa del futuro? Visto che il titolo, il tema di questa giornata è appunto le case del futuro e il nuovo ruolo per le ATER. Io la casa del futuro la immagino in sintonia molto con un paesaggista che si chiama Gilles Clément, con un grande autore italiano che è Stefano Mancuso, che ci parla proprio di un cambiamento nel pensare la casa come chiusura. Non so se conoscete questi due nomi che vi ho fatto, ma si parla di una nuova geopolitica dell'interno. Io credo che la vegetazione, lo spazio aperto debba proprio ripensare la casa. Dobbiamo vivere in case che siano non soltanto lo spazio appunto della famiglia mononucleare, ma che siano degli spazi di condivisione. Per me la casa del futuro è sicuramente una casa ecologica, confortevole per la famiglia che ci abita, ma che deve essere anche una casa che si espande in quello che Clément chiama il terzo paesaggio, che Mancuso chiama la vegetazione che occupa lo spazio cittadino. Quindi avere più parchi, avere più possibilità di condivisione, dove la casa, e quindi se noi pensiamo la casa come qualcosa che si espande nell'esterno, diventa quella comune e quindi una città che viene più amata, più rispettata, perché se ci pensiamo uno dei problemi delle nostre città molto spesso è proprio il non rispetto che abbiamo dello spazio comune, e quindi la casa del futuro per me è una casa ecologica, sociale e che si espande nello spazio esterno e che ha molta consapevolezza dell'importanza di una visione intraspecifica e quindi di relazione con i vegetali che ci possono dare l'ossigeno per vivere meglio. Ma e gli spazi comuni e la casa comune come si possono coniugare in questo periodo di individualismo esasperato? Proprio con una ricodificazione culturale. Io sono convinto che il mondo di Ater Udine non pensa soltanto alla casa come struttura, appunto, ma abbia un progetto di comunità e un progetto che sia un percorso di mutazione culturale. Bisogna educare le persone a ripensare la comunità. È chiaro, oggi siamo in una società in cui la comunità facciamo fatica a vederla perché tutti quanti siamo atomizzati, e sono d'accordo con lei che qui c'è bisogno di un lavoro, di un processo profondo, lungo e che non può avvenire in un secondo, ma che deve avvenire proprio attraverso una relazione fra quelli che sono i corpi istituenti della società. Grazie. Grazie mille. Grazie al professor Stein.